Abbiamo richiesto che Zaia venga in commissione per spiegarci qual è in concreto la proposta per ottenere la candidatura e ospitare quindi le Olimpiadi invernali del 2026 a Cortina. Noi siamo chiaramente favorevoli ad ospitare un evento di questo rilievo che sicuramente è un traino dal punto di vista sportivo ma anche dal punto di vista turistico, dal punto di vista economico, rilancerebbe anche l'immagine chiaramente della regione e di Cortina, però vorremmo capire su quali basi si appoggia questa richiesta, questa candidatura. Sappiamo che si dialoga con il CIO fino ad ottobre del 2018 e che poi ci sarà la formalizzazione di una candidatura da parte del governo e in questo momento Cortina, Milano, Torino possono essere tre possibili opzioni che poi il governo sceglierà. Però ecco, siccome abbiamo già avuto una candidatura per le Olimpiadi nel 2020 e non è andata a buon fine, vorremmo capire su quali basi poggia questa candidatura che Zaia da alcune settimane a questa parte sta appunto pronunciando in maniera forte e consistente, attivando relazioni, però ecco, il Consiglio finora non è stato assolutamente coinvolto e noi invece vorremmo approfondire su quali basi, appunto, ripeto, appoggia questa candidatura per le Olimpiadi del 2026 e sostenerla nel miglior modo possibile, sapendo appunto che è un percorso sicuramente non facile e che deve coinvolgere tutti quanti.